una delle perle siciliane. Andremmo dove, Mario? A Modica, A Modica. come su potete vedere, Vedete Modica. lì, Modica, e andiamo a trovare una persona, anzi andiamo a far conoscere un'azienda slow food. Solo fuori. Seguiteci, venite con noi. Ciao, ciao. Ciao. Ancora una volta, eccoci qui, nella città barocca del Val di Noto. Modica si trova nel sud-est della Sicilia. Dal 2002 fa parte delle città Patrimonio Mondiale UNESCO. Si tratta di una città di origine neolitica, capitale di un'antica e potente contea, che vanta un ricco repertorio di specialità gastronomiche, oltre ad un grande patrimonio artistico-culturale. Oggi è nota soprattutto per la produzione del tipico cioccolato di derivazione azteca. Le campagne del Modicano, caratterizzata da una fitta rete di muri a secco che delimitano gli appezzamenti di terreno, sono trapunti di maestosi alberi di carruba, ulivi e fichi d'India, e regalano paesaggi davvero suggestivi. Modica è la località perfetta per una vacanza in Sicilia, un ottimo punto di partenza per visitare le città barocche del Val di Noto e fare un tuffo nelle acque limpide delle sue coste ricche di spiagge dorate. Allora, siamo qui, siamo venuti a trovare nei campi il signor Salvatore Cassarino, che lo conosciamo insieme. Quindi buongiorno. Buongiorno, Noi siamo salve. amici comunque sia, quindi togliamo la formalità e ritorniamo ad essere quelli che siamo. Allora Salvatore, oggi siamo qua, grazie per essere con noi in questa puntata. Raccontiamo questo pezzo di territorio che comunque a Modica noi ci siamo stati più volte, ma oggi andiamo nelle campagne, quindi raccontiamo questa perla del territorio modicano, parliamo di un presidio slow food, parliamo delle fave che tu produci da 4 generazioni. Quindi chi è l'azienda Cassarino? L'azienda Cassarino, diciamo, io sono l'ultimo della generazione, mio figlio ancora è piccolo, non sappiamo se continuerà anche lui, speriamo di sì, comunque perché abbiamo capito che un ritorno a uno stile di alimentazione sana, ma principalmente a una produzione con metodo biologico, perché l'azienda nostra è certificata biologica, per aver oggi come oggi, diciamo, è fondamentale per È qualsiasi, importantissimo. per qualsiasi cosa. Si sta apprezzando, si sta ritornando a capire l'importanza, diciamo, dei prodotti che offre il nostro territorio. Il territorio
siciliano, ma il territorio di Modica è molto ricco di tante varietà, molti si conoscono o meno, qualcuno purtroppo è scomparso. La fava stava scomparendo perché fino al dopoguerra era un prodotto che veniva utilizzato come alimentazione unica, veniva mangiata mattina, mezzogiorno e sera. Spesso l'alternativa era la fame, quindi in quel Tra periodo l'altro si dice che era la carne dei poveri, era no? la carne dei poveri perché è ricca di proteina, diciamo, Infatti. è un prodotto che è molto diciamo, proteico, un po' come tutti i legumi, la fava in particolare. Quindi appena arrivò tra virgolette il benessere, la fava scomparve dalle tavole. Ma come tutti le abitudini contadine, Esatto, no? sì. Sì, purtroppo sì, e tante cose perché si andò verso un prodotto americano, se vogliamo. Anche perché la globalizzazione diciamo che ha fatto anche il suo, no? La globalizzazione e tutto, quindi la fava stava scomparendo, veniva quasi utilizzata per alimentazione animale e non più per il consumo umano. Si stavano perdendo le ricette, stava perdendo il gusto, eccetera. Per fortuna, diciamo, la nostra famiglia, ma come non solo la nostra, molte famiglie, diciamo, del comprensorio modicano hanno creduto sempre in questo prodotto e hanno continuato a coltivarli. Quindi diciamo che in questo territorio non si è mai smesso. È calata notevolmente, però l'identità qua è molto rimasta, forte, è rimasta, sì. infatti, e questo comunque si vede, perché chi arriva in questi luoghi Esatto, sì, si sente è fondamentale che si ci è creduto. Infatti il prodotto stava scomparendo, per fortuna diciamo, ci inventiamo un po' dei metodi per portare il prodotto già pronto a tavola dei consumatori, perché come tutti i legumi anche la fava è un po' ha bisogno di tempi di preparazione in cucina molto lunghi, infatti da lì poi pensiamo a una presentazione commerciale con questo poi ora lo vedremo più avanti, Ok. perché qua si è fatto un lavoro, oltre al lavoro di recupero, qua si è chiusa secondo me la filiera, tra virgolette, perché dalla coltivazione al prodotto finito pronto in tavola, ma lo andiamo a vedere Lo vedremo, dopo. sì, sì. Quindi parliamo adesso di questa Sì, produzione. Quando si semina? si semina a novembre, grosso modo. Prima va preparato, bisogna fare una ratura profonda, concimarlo preferibilmente con concime stallatico, poi si fanno dei filari di circa 70 cm l'uno dall'altra e seminata, diciamo, Quindi adesso novembre, sì. quindi siamo ai primi di marzo e già notiamo i piccoli I piccoli fiori. Quest'anno c'è un leggero ritardo perché abbiamo avuto un po' di carenza di acqua nel Quindi c'è mese stato di un po' di gennaio e siccità, febbraio. e quindi Esatto, sì. Abbiamo C'è un- parlato che questa coltivazione, come si può vedere dall'erba pure che nasce, è prettamente biologica. La concimazione nell'azienda Cassarino è tutto fai da te, perché lì Sì, vediamo che ci sono pure le Non sta- mucche, quindi tutto ciò che diciamo che È un ciclo che si, è un ciclo viene che tutto si chiude, messo sì. qua, rigorosamente biologico, e adesso vediamo i fiorellini per raccoglierli quanti. Ecco, già qua c'è un primo fiore che è quasi pronto, sì. Sì, infatti, Sì. con che poi i fiori sì, sono sembrano neri. delle mini orchidee. Sì, è uno dei pochi fiori che è nero. Che è nero, sì, infatti. è una particolarità, forse invece qualche orchidea, anche il fiore della fava. Ah sì? Sì, perché È generalmente- origine, lei pensa che è originaria? No, diciamo è come Assomiglia. assomiglia, esatto, sì. Quindi il raccolto. Il raccolto quindi poi la fava diventa il baccello verde pieno già da metà aprile, si può consumare quindi per un mese e mezzo verde, dopodiché secca a fine maggio, i primi di giugno massima, e quindi si fa la mietitura. L'addirittura come viene fatta qua? Tutto il processo purtroppo è ancora manuale, perché Quindi c'è sì, bel lavoro. c'è un bel lavoro, perché purtroppo
essendo un prodotto di nicchia, non c'è stata l'industria, diciamo, non ha attenzionato questa coltivazione e ha diciamo, essendo una pianta particolare, non si può meccanizzare come succede con tante altre Quindi è proprio coltivazioni. scrupolosa, anche Scrupolosa, la quindi raccolta. dalla sarchiatura alla semina alla mietitura vengono fatte tutti manualmente. Tutto manuale. Questo Diciamo che è un costo è un costo maggiore, alto, maggiore. però di contro, con questa crisi di lavoro che c'è, comunque date sì, sicurezza a tante famiglie. Comunque. Da un lato sì, dall'altro lato, essendo un lavoro troppo manuale, diventa difficile Molto trovare difficile. manovalanza anche Certo. per fare questi tipi di lavorazioni. Certo, perché oggi comunque sia, molti dicono non c'è lavoro, No, quando sì, però- poi dice ma io non ci sto con la Sì. schiena piegata, e invece no, signori miei, perché comunque sia il lavoro in campagna si sa che è quello, e comunque sia è una fonte. Io dico sempre che chi lavora in campagna, cioè chi vive con la terra non muore mai di fame, ma altrettanto chi ci lavora, perché Sì, comunque però non è smetti mai di lavorare, perché si lo lavora so. 7 giorni su 7, Certo. 12 ore al giorno possibilmente. Lo Sì. so, però meno male che c'è. Per fortuna Meno sì. male che c'è. Quindi si si raccoglie. va in raccolto, dopodiché si fa la trebbiatura che fino a poco tempo fa veniva fatta nell'aia con un metodo come quelli di una volta. Ora che si è vede- un po' modificata qualche mietitrebbia o qualche Sì. piccola meccanizzazione nella fase della trebbiatura, dopodiché la fava appena trebbiata, ma entro pochissimi giorni, si deve fare un trattamento termico per il tonchio. Cos'è il tonchio? Il tonchio è un parassita che attacca la fava da secca, è un insetto Ok, che ok. bisogna, tra virgolette, sterilizzarla. Noi, essendo sempre aziende biologiche, viene sterilizzata nel forno. Certo, data la Sì, garanzia sì, sì. perfetta che il prodotto sia integro. Sia sterilizzato e quindi con non è una tostatura perché viene fatta a 100 gradi, è proprio una sterilizzazione, viene fatta nel forno, e dopodiché poi la fava si può conservare anche per 2 anni, anche di più, per essere poi Perché consumata e ricordiamo che il fatta. legume secco comunque sia è importante Esatto. perché è secco. Ok, noi adesso andiamo a vedere il processo Il della ciclo. lavorazione. Quindi seguiteci che vi facciamo vedere delle belle. A dopo. Allora Salvatore, adesso ci troviamo qua nella fase, diciamo questo è il cuore, no? Il motore dove c'è la produzione di quello che di quello che è la tua azienda. Quindi qua troviamo, mi metto da questa parte, quindi qua troviamo una parte dei legumi che dei vengono legumi che vengono trasformati, trasformati. sì, Quindi che l'azienda- sono quelli che abbiamo visto la coltivazione, diciamo, Certo, principalmente certo. Quindi abbiamo del fave, nostro territorio, lenticchie, grano. grano, E questi una poi ci sono i zuppa, vari sì. minestroni secchi. Esatto, sì. E adesso da qua andiamo nei laboratori, andiamo a vedere la trasformazione dell'azienda, la legumeria. La legumeria. Dell'azienda. Allora, dove ci troviamo qua? Qua siamo nel laboratorio di produzione, dove noi trasformiamo praticamente, arriva il legume secco, noi lo mettiamo in vaschette e lo portiamo nei supermercati perché il consumatore lo può trovare già pronto, solo da riscaldare. Quindi da qua il prodotto finito. Da qua il prodotto. Quindi la casalinga lo prende e lo porta direttamente in tavola. Come avviene il processo? Quindi cottura. Noi facciamo, diciamo, dando la fase di lavorazione, lavaggio e ammollo dei legumi,
e dopodiché vengono appena lavati messi in dei pentoloni dove viene aggiunta anche la verdura e successivamente già ancora caldo, confezionato e abbattuto, perché può essere, diciamo, può durare 20 Certo, perché la giorni, battitura oggi è molto importante per un shelf prodotto. life di 20 giorni il prodotto, ma non aggiungiamo nessun tipo di conservante. Quindi è tutto naturale come viene fatto. Io qui dentro vedo dei pentoloni. Sì. Possiamo entrare. Sì, Ovviamente i nostri telespettatori non vedono una fase di lavorazione perché oggi stiamo registrando di sabato per colpa nostra, quindi comunque sia rendiamo un'idea di quello che è. Quindi qui dentro enorme. Sì, dove viene messo il prodotto e poi cotto. L'unica cosa cambia la dimensione, ma è la stessa Procedura della pentola. diciamo, della pentola come fatta in casa. Diciamo, utilizziamo al 100% il metodo, il prodotto Sano, naturale, fatto l'abbiamo detto già dal primo momento che ci siamo, tradizione della nonna. come tradizione vuole. Quindi poi va chiuso nelle vaschette, sigillato, quindi c'è una macchina che prepara questo, scende qua come stiamo vedendo nei carrelli e alla fine viene fuori un prodotto così. Esatto, sì. Abbiamo una gamma completa, diciamo noi. La gamma è vasta comunque perché è una legumeria completa, Dai ceci alla lenticchia, alle fave, al macchio. infatti il buon Mario qua sta riprendendo L'ultimo nato che è la zuppa del contadino. La zuppa del contadino che cosa? La zuppa del contadino è una zuppa di legumi con l'aggiunta di grano, quindi Con l'aggiunta di abbiniamo, grano. cereali e proteine e dei legumi e amido del cereale in un pasto veramente completo. Zuppa del contadino perché una volta il contadino metteva tutto quello che c'era. Tra l'altro questa gamma, questa linea è molto importante, soprattutto per chi non mangia carne. Per chi non mangia carne, Perché è una linea. una dieta equilibrata, che è la dieta del Mediterraneo, che non è una dieta per dimagrire, ma è una dieta per alimentarsi in modo sano. In modo sano, perché ha tutto il fabbisogno che serve all'essere umano, ma in particolare evitiamo di mangiare carne e mangiamo la classica carne dei poveri, no? Che poi è quella che rendeva robusti i nostri nonni, non c'erano tutte queste malattie, perché si mangiava sano. Non ricordare il Veninata, uno storico moticano che scrisse in un suo scritto: abbiamo trovato i contadini della zona del Moticano sono più robusti e forti, sicuramente legati a un'alimentazione che fanno a base di fava cottoia di Modica. Perché è più certo, mentre negli altri posti forse c'era più grano, era più cerealicolo, no? Io non so se è la stessa, questa è legumeria, quindi è un'altra cosa, mi scuso per l'ignoranza se sto dicendo una cavolata. Le proteine, diciamo, Della davano legume, maggior certo, resistenza naturalmente certo. Infatti l'uso che cos'era? Anche le fave secche, mettersi in tasca e poi. Io vedo qua due belle collaboratrici, quindi che inviterei qui, lo so che loro non erano pronte e preparate, però fanno parte di questa squadra, quindi ed è giusto avervi qua. Prego, venite tranquilli che qua siamo tra amici. Tu sei? Patrizia, togliamo la mascherina perché tanto non... E tu? Paola, il vostro ruolo in questa azienda? Beh, io aiuto Salvatore per la parte commerciale, un po' contabile, amministrativa. E io sono una tecnologa alimentare e quindi mi occupo del controllo qualità in azienda. Quindi il tuo ruolo è molto importante qua, quindi controllo qualità. È importante, secondo me, diciamo, avere la squadra giusta per raggiungere gli obiettivi. Oltre al prodotto poi ci vuole credere in quello che si fa, e i giovani oggi sono quelli che... E questa è una bella cosa, perché penso che anche loro questa cosa la apprezzano, no?
Va bene, e adesso continuiamo il nostro percorso. Allora, l'azienda Cassarino oggi intanto, Salvatore, io vedo questo albero di carrubo che qua Ma- comunque la zona La è zona piena del di Carrubo e alberi. del Murastecco, sì, questo è un albero, Quest'albero è fantastico. è un albero secolare, è stato censito dall'assessorato all'agricoltura come uno degli alberi storici del territorio e ha oltre 1000 anni. Ha oltre 1000 anni La- ed è fantastico. Si calcolano gli anni misurando la circonferenza del tronco alla base, ogni centimetro corrisponde a un anno. Siccome abbiamo oltre 10 metri di circonferenza, si presume che abbia Diciamo oltre che 1000 qua ha anni. visto nascere Ha tante- tutto quello che c'è. Tante, Allora, tanto. qua ci troviamo comunque, adesso lo diciamo anche ai nostri telespettatori, mettiamo a conoscenza per chi vuole riprendersi, recuperare energie. Qua ci troviamo perché l'azienda Cassarino, oltre ad essere un grande produttore di fave cottoie, è anche un agriturismo, quindi agriturismo e associazione. Parlavi tu Il di melograno, il sì. Melograno, che è il presidio dove la Il- sede del presidio Slow Food, Sì, giusto? noi come diciamo, insieme ad altri produttori abbiamo creato un'associazione di produttori di fava Quanti sono cottoia. i produttori? Produttori siamo circa 15. 15 produttori che sono all'interno di questa Sì, associazione. è un'associazione che si chiama Confraternita della Fava Cottoia di Modica. Io nell'agriturismo ho dato l'ospitalità alla sede Bravo. dell'associazione Bravo. e insieme ai produttori siamo riusciti ad ottenere il marchio del presidio Slow Food per tutti i soci dell'associazione che coltivano fava e quindi possono È giusto, commercializzare certo, il prodotto con il certo. marchio Slow Food. È un'azione importante. È un'azione importante perché sì, assolutamente sì, perché lo food oggi ti dà una bella visibilità non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Ma ti dà tra anche una virgolette. garanzia, penso, no? Perché è il recupero di quei prodotti di nicchia fatti bene. Esatto, anche perché il motto di Slow Food si sposa benissimo con il motto dei produttori della fava cottoia. Infatti il motto è buono, pulito e giusto. Bravo. Buono perché significa che il prodotto è buono, pulito perché è con metodo biologico senza aggiunta di conservanti o di prodotti chimici, giusto perché deve essere remunerato a un prezzo giusto per pagare Giusto. gli sforzi che il produttore fa per Certo, farlo. e non essere così sottopagato, Sottopagato, perché poi sì. il produttore Sì, si sì. arrende e sparisce anche Il prodotto, prodotto come stesso. detto. Allora, chi Noi viene- grazie a Slow Food ci tengo un po' No, dillo, a certo. sottolinearlo, siamo riusciti a portare il prodotto dalle stalle alle stelle. Dalle stalle perché la fava si stava coltivando solo per l'allevamento degli animali. Infatti, era solo per uso. Alle stelle perché è stato attenzionato dagli chef stellati e Infatti- molti chef stellati ne fanno uso Lo nella so, cucina. lo so perché in varie manifestazioni a livello mondiale comunque la fava È era presente, ma presente. soprattutto la fava cottoia, Esatto, perché ha una particolarità. Qual è? Particolarità che ha il tegumento morbido che cuoce in tempo veloce senza essere messa a mollo, oltre al fatto, come tutti i legumi, di essere ricca di proteine e avere un gusto tipico della fava stessa. Ok, adesso ritorniamo al melograno. Siamo qua.
chi viene a visitare, chi viene come ospite, perché ricordiamo che c'è anche un ristorante dove voi presentate, oltre alle fave in tutte le salse, ma si presentano soprattutto i prodotti tipici del territorio. Molti dicono: guarda, vieni, ti faccio trovare il prodotto tipico del territorio, quando poi non è così. Quanto trovate? Troviamo perché noi facciamo la coltivazione, abbiamo l'orto Qua è botanico, tutto diciamo, fai da nostro te, è tutto casereccio. per tutto, e poi ci teniamo a far assaggiare i prodotti con ingredienti nostri del territorio e con le ricette, diciamo, della tradizione Questa è la cosa che ci hanno importante. un po' tramandato i vari Questa è la cosa importante. dalla croscente, diciamo, da utilizzare per fare il pane al kuturru, il classico. Ora Sono questo ne piatti, parliamo del kuturru, sono perché lui piatti poveri però che racchiudono una storia e un passato piatti e della un nostra sapore. identità. Infatti. Bravo. Allora, io vengo qua, ti vengo a trovare, voglio pernottare. Io vedo qua che ci sono Spark, avete fatto un lavoro fantastico, che in mezzo a tutti questi muretti a secco, quindi noi siamo immersi nel patrimonio UNESCO, diciamo, del Val di dell'umanità, Noto. perché del è pieno di muretti a secco e sparsi attraverso nei muretti a secco troviamo queste piccole casette. Sono piccole casette che magari in passato venivano utilizzate anche per abitazione, perché tipo una casetta del genere magari ci abitava una famiglia con Certo, 3-4 certo. bambini, e poi man mano ci fu un allontanamento Andarono in città. andarono in città, e quindi queste casette mio papà ha un significato perché era la proprietà del bisnonno che aveva tanti Ricordiamo figli. 4 generazioni e Che- si continua ancora. si continua, sì. E quindi queste casette poi abbiamo destinate ad ospitalità e le persone hanno la loro diciamo, tranquillità di poter soggiornare immersi proprio nel rumore della Allora, campagna. io invito i nostri telespettatori anche un weekend di venire a vedere questo luogo, a vedere la perla, perché lo dico proprio con orgoglio, perché oggi siamo qua ed è giusto che questa cosa venga, perché noi sai che ci piace raccontare il bello. E questo è un bello che merita di essere visto e goduto, perché i rumori, la musica che si sente della natura, gli occhi e il recupero che viene fatto, perché voi comunque sia non avete portato all'abbandono come Sì. molte volte spesso si vede, ma avete recuperato, continuato Certo, sempre perché- trasformandolo. Quindi la tradizione e innovazione, da quello che era una casa abitativa contadina, voi l'avete fatto diventare un punto turistico dove le persone possono venire, possono pernottare, hanno il loro appartamento, possono venire, possono andare di là, che poi vi ci portiamo, dove si mangia da Dio. E questo è il melograno, ricordatelo, melograno. Ok, adesso
siamo all'interno del ristorante Il Melograno, agriturismo, e come vi dicevo prima vi consiglio di fare una visita perché veramente c'è tante cose buone da mangiare, che l'azienda Cassarino. Adesso ci mettiamo qui dietro e presentiamo una parte di quello che è la produzione. Quindi scusa, allora, fava cottoia, il macco che è sempre fatto con le fave nostre, che decorticato, è piccolino perché noi abbiamo una macchina, infatti questo che vedete così è quello fatto nostro con fava di fava cottoia. certo, voi così agevolate, ma c'è una foglia di cosa? Di alloro, Di noi mettiamo alloro, l'alloro quindi per un duplice utilizzo in tutti i legumi secchi, l'alloro sia da un aroma durante la cottura, si può anche togliere perché nella fase del secco diciamo non serve, sia l'aroma è una specie di allontana eventuali insetti che potrebbero esserci nei legumi. quindi è Sì, anche, esatto. fa anche In il più suo lavoro favorisce anche all'interno. oltre a dare l'aroma, favorisce la digeribilità di tutti i legumi l'aroma, perché diminuisce Perché l'alloro ha e- tante proprietà, e tante proprietà, ricordiamo. Ovviamente le scaglie sono più piccole perché il macco facilita la cottura. se ci dà la quindi- cottiva è perché lo facciamo con una macchina semi-artigianale che abbiamo. Quindi che non è- aiutate pure le casalinghe Le casalinghe. che di fretta dice ma io prima che faccio le fave vi posso garantire che il giorno sono già piccole, facile di cottura e subito arriva il macco. le aiutiamo E ulteriormente. avete anche questa fase di lavorazione, quindi il pronto in tavola. Pronto in tavola, sì. Lo facciamo un po' con tutti i legumi, dalla fava al macco. Questo è un e- ultimo vostro... Sì, uno degli ultimi diciamo, prodotti che li mettiamo in commercio, li distribuiamo nei supermercati, quindi il consumatore lo trova già pronto, cotto, Già pronto. va solo riscaldato. Volendo si può mangiare anche cotto, perché è lo stesso prodotto, anche freddo, che lo stesso prodotto noi anziché metterlo nel piatto lo mettiamo nella vaschetta, senza aggiunta di conservanti e di altri Quindi prodotti, oggi quindi ha una che chef si life. lavora magari molte, anche io per dire, non si ha tempo di andare a cucinare, almeno che lo prepari la sera prima, esiste anche questa gamma che è veramente di alta qualità e la consiglio perché è come quello fatto della nonna. Quindi oltre a questo poi abbiamo, Oltre a questo abbiamo- queste qua che sono calia e favelle. Allora, che cosa sono? Li abbiamo qua, quindi li possiamo vedere, queste sono le favelle, la calia la conosciamo tutti che è il cece, comunque sia. Tostato, quindi sì. diciamo che prendi il conetto e te lo porti a passeggio. Diciamo le favelle. Allora, come ho detto a Salvatore, lo dico anche ai nostri telespettatori, tutta la gamma è spettacolare, ma le favelle, per quanto mi riguarda, è eccezionale perché sono i chips I chips a chilometro zero. a chilometro zero. Molti dicono le patatine, che poi sono è cibo spazzatura tra virgolette. Questo comunque hai un chips da passeggio, ma è un legume, quindi È un- sano. Come è fatto questo? Noi l'abbiamo chiamato street food siciliano. Bravissimo, E lo bravissimo. proponiamo anche in questa confezione che richiama un po' il coppo. Bravo. Infatti te lo puoi mangiare anche passeggiando passeggio. o quantomeno lo puoi consumare in qualsiasi, in Momento. qualsiasi momento, abbinato a un aperitivo, un bicchiere di Bravissimo. vino, una birra, eccetera. L'abbiamo presentato anche alla Sana di Bologna, siamo stati selezionati dal Sole 24 Ore fra oltre 1100 espositori, fra i primi 10 ci hanno tra virgolette riconosciuto un meritevole diciamo, riconoscimento legato sia al PEC ma soprattutto alla qualità del prodotto. Quindi questo ti ha dato grande Ma soddisfazione, dato, sì, queste assolutamente sì. Il bello è che è un prodotto fatto esclusivamente con la fava cottoia di Modica. Come ti è venuta questa idea? Portare uno street food, quindi un legume, sì. portarlo a street food da passeggio. Il processo di lavorazione
non me lo sono inventato, ho avuto la fortuna di scoprirlo perché anche era scomparso, era una lavorazione che veniva fatta dai nostri... Quindi hai fatto un lavoro di recupero? Di recupero, sì. Era un prodotto che si faceva nei conviviali, diciamo, quando c'erano le feste in campagna. Una volta le feste venivano fatte in casa. Non c'era... si faceva con quello che si aveva in casa, cioè nel territorio. Nella nostra zona la fava era quella che era presente e si una volta utilizzava veniva lavorata sempre. così e per le feste E si per le usava feste questo. si usava questo. Invece queste fave qua è il fave sale, le fave sono al sale minuto. Sale minuto, sì. Spieghiamo ai nostri telespettatori cos'è il sale minuto, perché praticamente è in dialetto, è un gergo proprio modicano che voi usate, no? Il sale minuto è il sale fino, che anticamente, ma parliamo nella storia, il sale era grosso principalmente, quindi per portarlo a sale fino, a sale minuto andava macinato e spesso si faceva nel mortaio. Questa è una ricetta, diciamo, un po' particolare che si presenta le fave come antipasto, se vogliamo. È una sorta di insalata. È una no? sorta di insalata, infatti le fave non hanno completato la cottura totale perché non sono ancora zuppa, vengono al dente un po' e poi condite con olio, aceto, sale minuto, sale fino, perché il sale nella cottura dei legumi si mette in tutti a fine cottura. Diciamola alle nostre massaie che ci seguono, quando fate legumi, perché qua abbiamo uno specialista dei legumi, il sale non si mette alla cottura, si mette a fine cottura perché lo rende più perché morbido, favorisce sia la cottura meglio del legume stesso, senza sale cuoce meglio, e sia diciamo, il prodotto si insaporisce meglio. Quindi si ha un risultato migliore, giusto? Ma una volta che si faceva con ste fave al sale minuto, perché mi viene un po' difficile a dirlo, una volta le massaie che tu mi raccontavi che facevano, mettevano le fave per fare il macco, per fare la zuppa, diciamo, quello che è, e loro a metà cottura ti tiravano fuori una parte, perché sì, era d'uso il primo e il secondo. Sì. Ma addirittura un'altra, diciamo, ulteriore abbinamento, perché durante il giorno abbiamo detto spesso era l'alimento unico che c'era nella campagna. Anche durante il giorno queste fave sbollentate, qualche contadino che andava in campagna, solo sbollentate, li teneva in tasca e durante il giorno non c'era la brioscina delle Kinder che oggi siamo abituati, diciamo, però li serviva per dargli forza, perché comunque le fave contengono... È un prodotto, diciamo, Io completo. Faccio una cosa e la faccio qua perché non l'ho assaggiate prima, perché li ho voluto assaggiare. Tra l'altro vedo il colore dell'olio, che c'è dell'ottimo olio d'oliva. Per questo quando io dico che questo prodotto, e si sente l'olio d'oliva con l'aceto che si percepisce appena, tutti i prodotti sono di qualità. Soprattutto l'olio d'oliva è sempre il prodotto nostro. È sempre il prodotto di questa azienda e invito ad assaggiarlo. Poi qua vedo un'altra cosa che qualcuno che mi conosce sa, comunque io ne ho parlato, ma sono felicissima di trovare questo prodotto che ormai è sparito totalmente dalla circolazione. Io quando vedo questo prodotto ricordo un amico chef, che è Mario Traina, colgo l'occasione per salutarlo, perché lui mi fece conoscere il cuturro. Che cos'è il cuturro? Il cuturro è una forma di polenta, però fatta di grano. È il grano nostro macinato e cotto integralmente. Generalmente si presenta diciamo, come la polenta, diciamo, come una forma di pappa, diciamo, uniforme, come fosse un semolino quasi, però è un po' più grossolano. Perché è grano macinato grossolanamente, esatto. Perché anticamente... Credo che abbia origine araba. Hanno origine, perché questo era i fondi, era il cibo dei contadini, perché almeno così mi è stato raccontato, perché ai tempi tutto quello che si raccoglieva veniva
restituito ai padroni. E può essere ottimo abbinato anche con la zuppa di fave o di legumi in generale. Quindi che cosa succedeva? I fondi dei sacchi, che era tutta quella graniglia macinata, i contadini ne facevano polenta. Quindi Salvatore, ma possiamo dire che la polenta l'abbiamo inventata noi in Sicilia? Scusate, ma quello che è nostro ce la vogliamo riprendere? Sì. Poi, secondo me un'altra curiosità è stato ripreso durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando c'era le tessere, significa che ogni famiglia veniva assegnato un X quantitativo di grano che potevano portare al mulino per macinarlo. Chi in campagna aveva la fortuna di nascondere o di avere un po' di grano in più per consumarlo, si macinava in casa e si faceva questo cuturro. Solitamente si macinava con una pietra lavica perché è più dura e non si... Quindi macinato a pietra. Macinato a pietra, e solitamente era una pietra trapezoidale e la donna spesso in ginocchio metteva in mezzo alle gambe, e un'altra forma di pagnotte per sfregamento. Praticamente quello che oggi noi vediamo nelle donne arabe quando iniziano a fare queste cose, quindi le origini, l'identità. In questa azienda trovate prodotti identitari e signori miei, se abbiamo trovato il cuturro abbiamo detto tutto. Qualcuno adesso mi odierà, perché sono sicura che mi odierà, però è giusto conoscere un po' tutta la realtà di questa azienda, quindi voglio chiamare Ivana. Lo so che Ivana odia stare davanti alle telecamere, però è giusto che anche tu sei qui presente, perché grazie al tuo operato che questa realtà può andare avanti. Quindi tu di che cosa ti occupi? Intanto sei Ivana? Iemmolo e gestisco l'agriturismo e le camere, quindi mi prenderò cura delle camere e dell'agriturismo. Per quanti vorranno venire a trovarci siamo Quindi qui. lei è quella che coccola gli ospiti, no? Sì. E a quanto pare gli ospiti sono ben coccolati, quindi hai fatto Insomma, una buona un'ottima scelta. Complimenti Ivana, Grazie. e complimenti per tutto quello che fai, perché qua è tutto impeccabile. Grazie. C'è questa bella invenzione, è caldissimo, quindi è un pasto pronto. Questo che cos'è? Spieghiamolo. Lo chiamiamo delivery e lo proponiamo nelle pause pranzo, o principalmente nella pausa pranzo nella zona nostra dove ci sono tante aziende che lavorano per i dipendenti. È un'alternativa tra virgolette al panino. Quindi invece del panino, adesso lo faccio io così in diretta. Invece del panino, dici, io mi prendo una bella zuppa calda di legumi, sana. Proponiamo il kit del contenitore, della zuppiera, un po' di crostini. Quindi ci sono. E tovagliolo. Quindi è tutto il kit, praticamente è uno street food bello a tutti gli effetti, da passeggio di legumi. Mario! Quindi Mario, vieni qua anche tu. Allora, Come ogni fine puntata facciamo così. Quindi, allora facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Chiamiamo anche gli altri. Sì. Quindi, se prendi... Allora, venite qua, Titti, Tony, facciamo una tavolata tipo matrimoni, ecco. Siamo pronti? Avete aperto? Guardate, c'è di tutto. C'è di tutto. Sì. Allora, Il profumo è caldissimo, profumo meraviglioso. speciale. Stasera noi, perché tra l'altro non è solo pausa pranzo, ma anche una bella cena, giusto? Quindi noi stasera ceniamo così. Che facciamo, Mario? Anzoppammo. Signori, buon appetito. Signori, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.